spot. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione. Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Lasciati ispirare dalle nostre collezioni con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a 2,50 €, Azolo a 90 centesimi, collante H40 Keracol a 19 €, Special Bond C2TE Index a 10 €, Super Bio Keracol a 8 €, Bioflex Keracol a 11 €, Tradimat numero 100 a 2,50 €, Premix N a 2,80 €, Pellet a partire da 4,50 €, Termocoppo a 18,50 €, Termopareti a 12 € e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Quando tutta la moda firmata vestiti di Prada e Chanel, bella con le scarpe della Giuseppe, con gli occhiali della Gucci e poi le magliette di Dolce Gabbana non fa ricordare nessun tempo fa, nessun tempo fa. Che se una voce che allucca in correre piccole che sta città, gente che ormai sta perdendo la speranza che a ciotto potesse cagnare.
Ormai si fa assai fatica per mettere il piatto per poter mangiare. Ma si parla a me si cose ci accusano che ci stiamo alla ventata. Chi già si mise per strada e capito che ha frutto può venire già. Chi tiene pronto furgone e se viene lottano per poter mangiare. Però la legge si cosa appartiene solo all'illegalità. Polizia che sono io non si occupa con niente si vuole mangiare. A come vuole Dio, a come vuole Dio. Non resta sicuro tenendo cangia ma a come vuole Dio, a come vuole Dio. Mi hanno tutti io ne siamo stanchi già. Usaccio non credo uno si sa come non è creata così. Casa e che invece con una campana famiglia ma come si fa? Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio. Ma quando non è giù solo troppo scuro qua. Cangia a pensare Dio, ci vuole solo Dio. Perché di questa maniera avanti non si va. Ma quando si magazzina che con questa crisi si chiude già. Chi spende tanto e chi niente, ma legge la vita non si può cagnare. Mancano finanziamenti, oramai non miraggio, non vogliono accettare. E che me ne protestata e che senza fatica non voglio fare. Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio. Adesso su non tenendo cangia ma come vuole Dio, ma come vuole Dio. Priano tutti io ne siamo stanchi già. Sanci non credo uno si sa come non è creata così. Casa e invece con netta campana famiglia ma come si fa? Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio. Ma quando non ci sono troppo scuro faccia pensare Dio, ci vuole solo Dio. Perché di questa maniera avanti non si va. Ma come vuole Dio, ma come vuole Dio, come vuole bene, come vuole Dio, come vuole bene, come vuole Dio. Faccia pensare Dio, ci vuole solo Dio, come vuole Dio, come vuole Dio, come vuole Dio, come vuole Dio. Buonasera, buonasera. E siamo arrivati alla tanto attesa seconda puntata di questo mio nuovo programma dal titolo Io e voi da 25 anni. Anche questa sera ci saranno tantissime sorprese. Anche questa sera aspetto qualche vostra telefonata. Stasera ne prenderemo di meno perché ci sono gli ospiti. Ci sarà un mio grandissimo amico come ospite. Quindi telefonate ne prenderemo di meno. La prima puntata è andata veramente molto bene. Vi ringrazio, se ne stati veramente in tanti messaggi, tante dediche. E questo mi fa piacere. E niente, come non presentare lui, il mio compagno di viaggio in queste puntate, il mio grandissimo fraterno amico Tony Barbera. Buonasera Marco, ciao, Tony. Buonasera a tutti. Ciao Tony. Come stai Tony? Tutto bene. Ci sediamo? Sì, Ci accomodiamo? Accomodiamoci. Allora Tony, come ti è parsa questa situazione? Perché tu mancavi da tanto, quindi... Sì. Ho trovato un clima stupendo, ci sono i bravi musicisti. Stiamo aspettando con ansia l'ospite di stasera. Sì, stasera l'ospite è già qui. È un grandissimo amicone, un fratello per me, ci siamo salutati già. Tu devi sapere che appena lui abbiamo messaggiato ieri sera, come lui ha sentito che in questa situazione con me, in questa avventura c'eri tu, non so quante volte mi ha detto: mi hai fatto un grandissimo regalo, un grande amico mio, grande persona e cose varie. Ci ho detto: ma Tony fa parte della mia situazione musicale da tanto tempo, quindi non potevo fare una cosa del genere senza di lui. Però io questa sera, in questa situazione qua, voglio che una cosa la fai tu, insieme a me. Allora, prima del grande ospite ci sono due grandissimi amici miei. Uno che è un fratello amico mio, uno è un mio figlioccio artistico, perché è nato con le mie canzoni, perché il nonno è un grandissimo amico mio. Allora cosa facciamo? Io presento il primo. Tu presenti il primo. Gli facciamo due domande, gliele fai tu davanti a me, e poi io presento il secondo. Partiamo subito? Partiamo subito col primo ospite.
Fabio Revis. Ok, Fabiuccio, eccoti qua. Manteniamo quel poco che possiamo mantenere. La distanza. Sì, tu sei qua con me, tranquillo. Ce lo domando, gliela fai. Sì, no, gliela fai tu. Questo Allora, lo fai tu. La prima cosa più banale, da quanto tempo che canti? Saranno 10 anni. Quindi per me è sempre un piacere, poi specialmente venire qua con Marco Fabiani Grazie, e conoscere grazie, anche te, Fabiuccio. Sono molto onorato di essere. la quale so che sei un grande amico nostro, quindi per me sei un grande amico. Possiamo iniziare a dargli il microfono, lo Sì, facciamo cantare allora, subito? I oppure- brani credo che siano. Con quali parti prima? Con la lenta o con la ritmata? Andiamo con la lenta. Con la lenta, per te. Questo è un brano che ho scritto io, Tony, per tutti gli innamorati, veramente stupendo. Si intitola Per te. Io Senti vorrei sapere quanti sono i brani che hai scritto tu. Perché tu li hai scritti per tutte le canzoni. Allora io credo che tra quelli che. Ma credo, guarda, senza pavoneggiarmi, perché tu lo sai, sono una persona. Ma sicuramente 1000-1200 brani sicuro. Dai il premio. Sicuro. Arrivato a 1500 ti fermi, però, perché Il poi- premio me l'ha dato il Padre Eterno, che né bene né male. questo Sono sì. 25 anni che io vivo di quello c'è una che cosa. mi piace. Ma perché dopo me perché sei un grande artista. Grazie. Allora, il primo brano per te, per voi, Ti do il mio Fabio gelato. Revis. Vai. Se dicessi quello che facessi per avere con me, sfidassi il cielo quando malattia, senza avere paura. E stessa in mezzo a me la lampa e tu, mettessi solo a forza che sta amore, no, non esagero. Se dicessi che per tempo andasse, me le chiude e poesia. E che sopra fino in paradiso per poter parlare. Se me Gesù come fa consigliare, e cos'è giusto per te conquistare. Perché con te mi immagino una storia davvero unica. Per te io facessi queste cose e ancora tant'altro di più. Per te facessi ancora sentimenti. Per te ma per cazzo guarda mi sento meglio tutto quanto con te, ma basta perché foto niente. Grande amore mio che notte non mi fa dormire, mi raro chiamare tutti i sogni per me. Con il tuo sorriso da bambino un po' viziata, come che sto sai, mi piace te, per te, facessi quei sentimenti, per te, ma per c'è cazzo guarda ragione, così per me. Se sto con te mi conto tutte le attime e tutte le parole. Ogni momento che sono con te diventa ripetibile. Campano a mezzo a tanta confusione, se provi stesse cose come me. Se questo amore è pure invadazione, io non ragiono più. Per te facessi quei sentimenti, per te, ma per c'è cazzo guarda ragione. Mi sento meglio tutto quanto con te, ma basta perché foto niente. Grande amore mio che notte non mi fa dormire, mi raro chiamare tutti i sogni per me. Con il tuo sorriso da bambino un po' viziato,
perché sto io mi piace te, per te, facezza quel sentimento per te, ma che c'è cazzo con ragione, così per me. Sì, così per me. Sia luce, sia sole, sia stella, e tutto questo faccia per te. Tanti fiori arrivano e tu chiagni, forte l'emozione rosso quel tuo viso, un vestito appeso sta aspettando, e che innamorata mentre guarda te, pare che mi scoppia un piccolo cuore. Sono emozionata, forse anche te. Mamma mia che schianto, sei bellissima. Auguri amore, auguri a te, sti candeline sopra te, una dotta piani e tutta rossa, e mentre una canzone, che canta storie tutte e tue, a quando t'ho conosciuto, un ballo lento insieme a te, gli applausi degli amici. Quando ti amo non ci stanno le parole se io potessi spiegare. Tu sei più di un amore, siamo non bene capire con me. Auguri amore, amore mio, così per me ho saputo. Puoi spiegare che sto bene è qualcosa di unico. Mentre in dono che la gente parla già, fuori cielo si fa rosso e blu. Non rumore buona luce annuncerà che sto fuoco è per festeggiare. Tutto è pronto per il nostro video che la gente è curiosa guardare. Come passo tempo esisto insieme a te, Dio come soffrite che sti male tu. Auguri amore, auguri a te, sti candeline sopra te, una dotta piani e tutta rossa, e mentre una canzone, tu canta storie tutte e tue, a quando
Aspetta, fammi passare. Ed erano queste due belle canzoni per te e auguri amore. Sta per uscire il nuovo brano, sempre scritto da me. Sta per uscire il nuovo singolo, l'ultima poesia. Veramente un qualcosa. brano veramente particolare. Bellissimo, bellissimo veramente. È un io, il suo autore sono io. Lui è un cliente che non mi ha mai cambiato la faccia, veramente. Quello che si deve dire, si deve dire. Ok, Fabiuccio, io ti saluto. Quando tu vuoi venire qui è casa tua. Va bene? Grazie. A voi, Fabio Revis. Allora, io voglio fare adesso un piccolo. Sediamoci. Un attimo preciso che prendo qui. Scusate un attimo, ma io ogni tanto sono tutto orecchie. devo. Ecco qua. Sono tutto orecchie. Giumbo si può Allora, mettere davanti. devo fare una dedica. Una dedica a una persona che non mi ha mai chiesto niente, quindi non posso dire di no. Questa canzone la dedica mia cugina Marina al marito Giuseppe Nicolosi, detto Ceramici. E niente, mi ha detto, dice, lei mi chiama con il mio vero nome, no Marco, lei mi chiama Orazio perché siamo figli di fratello e sorella, quindi non è che... Questa canzone dice sembra che avevi a me negli occhi, sembra che me l'hai scritta a me. Questa è una canzone che io ho scritto e ho dato, non è una canzone del mio repertorio. Ma a mia cugina non posso dire di no, e poi io che sono l'autore, le canzoni sono tutte figlie mie, quindi anche se un figlio si sposa, o padre non è sempre padre. Allora, ascoltate questo brano che è una bellissima poesia d'amore. Che stasera scrivo a te, sta canzone mia è per te, e volessi che quando sentessi, trasessi in dall'anima tutte che se li a sapere. Sei una donna davvero fantastica, davvero unica, e da già ringraziare che sei stato con me ed hai spartuto destino con me. Dindo bene, dindo male, mezze rose e dinde tutto quello che conta per me, se regina mi sentono correre, e sta casa è un'impero invincibile, sempre insieme a me si sta, mezzo chianto interessato, ma ricordo piccerello, sei cresciuto insieme a me, che tu, la fai forte se stai insieme a me, tanti cose non mi fai capire, e stai figlio con tempo che cresce, se nascesse 100 volte io ti sposassi 1000 volte, ti dicessi innanzi a te, vieni a vivere con me, vieni a vita. A Marina e a Peppe. Stupendo. Io mi dico una cosa, certe volte questi sono i momenti che io penso, ma perché l'ho data? Perché non me la cantavo io? Però capita, capita. Cosa? Allora, le chiamate casomai le spostiamo a quando arriva l'ospite, va bene? Perché ora andiamo un pochettino più di fretta. Allora, passiamo al prossimo o candidato. Passiamo al prossimo artista, sì. Un artista che è mio figlioccio musicale perché ha iniziato con le mie canzoni, è nato con le mie canzoni. Signore e signori, per voi Pietro Mauro Junior. Vieni qui Pietro. Buonasera a tutti. Ciao Pietro. Come va Pietro? Tutto bene. Tutto a posto? Io tutto ok, ringraziando Dio, tutto ok. E niente, io sono molto contento di come prosegue la tua carriera. A parte il fatto che tu hai un nonno che in qualunque posto dove si canta ci sei tu, e questa è una cosa importante perché questa si chiama pubblicità, che è l'anima del commercio. Il momento in cui finisce questa, un cantante non ha ragione di esistere. Niente, poi prepareremo nuovi brani perché poi ci sono nuovi brani da preparare. Niente, stasera cosa ci fai ascoltare tu? Farò ascoltare una canzone che ho dedicato a mio nonno, sì? E una canzone che ho dedicato a mia madre. E si titola il primo O nonno è più bello E la seconda a mia madre. Ok, questi due brani per voi Pietro Mauro Junior. Vai Pieruccio.
Così sento che luga tutte le mattine poi mi uscito. Dici Pietro si fa tardi a scuola e sta aspettando già. Così che luga si tenga freddo stai più male me. Mi facendo domani come stai dei passerà. Tu si che luga con l'occhio mi sai che cento cose. Se ti dico una bugia con te non passa e non funziona. E se tu insieme a papà che me crescite tutti i giorni. Dirvi grazie, dirvi poco, grazie che sta vita mia. Per voi, sta canzone sto cantando con sto cuore. A mia madre che è regina e sti pensieri. Sei più bella di tutto il mondo, tu mamma. Si dolce quando canta e ti emozione con un pianto. Sei orgogliosa per me, chiama gioia mia. E se sto più triste gli anni insieme a me. No, non ci può stare, nate come te. Picchio bene, mamma, non può cagnare. La creata a Dio è l'unica che si vuole per voi. Sta canzone sto cantando con sto cuore. A mia madre che è regina e sti pensieri. Sei più bella di tutto il mondo, tu mamma. Si dolce quando canta e ti emozione con un pianto. Sei orgogliosa per me, chiama gioia mia. E se sto più triste gli anni insieme a me. No, non ci può stare, nate come te. Picchio bene, mamma, non può cagnare. La creata a Dio è l'unica che si vuole per voi. Sta canzone sto cantando con sto cuore. A mia madre che è regina e sti pensieri. Sei più bella di tutto il mondo, tu mamma. Ed erano, scusami, queste due bellissime canzoni, veramente molto belle. Io molte volte capita che riascolto le mie canzoni e ti dico la verità. Ci sono delle volte che, come si dice a Napoli, non mi passa manca per la capa. Mentre invece ci sono delle volte che dico bella questa canzone che ho scritto perché è cantata con il sentimento. Io ti auguro la migliore fortuna di questo mondo perché la meriti, perché oltre a cantare bene sei anche un bravissimo ragazzino, educato, vabbè, ma d'altronde il nonno è number one. Va bene? Ti saluto. Volevo fare dei saluti. Fai. Come no? Ah, anche tu hai la lista? Io ce l'ho. Io appena arriva l'ospite la lista della spesa. Allora, volevo salutare Massimo Di Natale, Luciano Bottaro, Davide Cassia, mia zia Antonella Lazzerrita, mia madre e mio padre. E volevo ringraziare Marco Fabiani per avermi invitato questa sera. Tranquillo.
volevo ringraziare mio nonno che mi segue sempre. L'ombra di Pietro Mauro Junior. Va bene. Pieruccio. Da parte di Davide Cassia e la moglie mandano un saluto ad Alessio Pisicale. Ok. E gli auguri. Va bene. Ok. Va bene. Ok. Ti saluto. Ci vediamo, Pieruccio. Ci vediamo presto. Ok, sicuramente. Ciao bello. Allora, niente, adesso abbiamo, cosa abbiamo adesso? Una grandissima sorpresa. Un momento molto particolare. Molto particolare. Io lo ringrazio di avermi detto sì, anche lui, per quanto riguarda questa puntata. Per me era una cosa importantissima averlo, ma lo sai perché? Perché lui è, attenzione, senza volerlo, perché tu non puoi sapere mai quello che succede. Lui è stato l'artista che ha cantato quella che è la mia canzone scritta da me e cantata da lui, più di successo in assoluto. Perché quando tu arrivi al punto che scendono i cantanti napoletani a Catania a fare degli impegni e fanno quel brano, i cantanti napoletani, vuol dire che quel brano è veramente... Ma dimmi una cosa, tu lo conosci da molto più tempo di me? 35 anni sicuramente. Mamma mia. Lui era piccolino quando io mi ricordo, insomma, giovanissimo, no piccolino, però. È stato molto contento quando ha saputo che c'eri tu qua, veramente è stato molto contento. E io sono contentissimo di vederlo stasera perché... Allora, lo dobbiamo semplicemente chiamare... Lo chiami tu o lo Signore chiamo? e signori, cosa devo dire? Posso dire una cosa sola? Sì. Il maestro Gianni Vezzosi. Ok, l'hai chiamato tu. Eccoci qua. Le distanze, per favore. Tony, è un piacere vederti. Buonasera a tutti, buonasera ai musicisti, buonasera allo staff. Buonasera Pop. Buonasera Stefano, buonasera. Maestro. Ti posso dire una cosa? Dimmi. Mio padre. Stasera. Ma la canti poi, papà, adesso fammi vedere un po' come è la situazione del programma. Io oggi sono stato qui alle ore 16. Me l'hanno detto a me, sì. Me l'hanno detto. Mi ha fatto anche un po' di... Ho fatto ricordare Sì. Come va? Sì. Benissimo. Tutto ok. Contentissimo di averti qui. Adesso cosa succede? Allora, cosa succede? Tony sta un po' e tu stai qui con me. Ti siedi lì dove è seduto Tony. Noi ci vediamo, poi salutiamo insieme. Te ne vai? Nel senso no, te ne vai? quale te ne vai? È con me. Va bene? Vedremo ora che mi dice. È una trasmissione a sorpresa. Io veramente sono emozionato perché sai, tu canti da molto più tempo di me, però diciamo io ti stai sbagliando. Ti stai sbagliando. Qui ti sbagli, vedi? Dimmi. Perché io mi ricordo che ancora non cantavo. Non è che nell'89, 88 inizio 89, tu avevi fatto la tua cassetta. No, ti ricordi male. Io l'ho fatta nel 1995 dal titolo Piano Piano, dove c'era quella canzone che ti recita Mario Benanace sta pigliando nata via, già si è scordata che si è stata vita mia. Allora diciamo che io cantavo prima di me, prima ma di non me. ero ancora Bravo. Non era ancora quello che poi sono. Sai cosa mi ricordo io una volta dentro questa stanza che tu mi hai detto? Io stavo incominciando le prime scritture di canzoni e mi hai detto, dici, Fabiani, vuoi che la gente ti ascolta come si deve? Io ti dissi così? Sì. E io ti ho detto, Gianni, ma sto incominciando, sì. E siccome tu sei uno bravo, ce la fai, devi prendere tutte le storie delle persone popolari e farle diventare canzoni. Loro si rispecchiano. E io ce l'ho fatta. Non è che è è la prova del 9 poi. Bravo. Diciamo, no? Bravissimo. Perché ognuno poi si rispecchia in quelle storie. Tante persone dicono
ma è capitata a te sta cosa? Certo. Cioè, ogni canzone che scriviamo non è che capita a noi, cioè, voglio dire, è una cosa inventata, no? Certo. Poi sappiamo, noi adesso oggi siamo sposati, abbiamo dei figli grandi, io sono nonno, no? Quindi quando scriviamo una canzone dobbiamo anche stare un po' attenti perché controllano anche i figli. Certo, bravissimo. E la prima con papà. Bravissimo. Ma sta canzone Che bravissimo. C'è questo sempre punto interrogativo che no, papà, è una storia inventata. Certo. Sono gelosi, ma non è che c'è scritto perché iniziano a crescere, capiscono di più ed è normale. Comunque 25 anni 25 non anni. sono tanti, non sono pochi, sono 25 anni. È un primo traguardo e io non ci credevo. Grazie. Auguri, grazie. Anche perché hai voluto far sapere alla gente di questa tua carriera. La gente magari dice ma sono 25 anni che sono. Ma sai Gianni, io vengo da una carriera dove tu lo sai, perché ti posso dire una cosa, io penso, non voglio essere gradasso adesso, però penso che gli autori più famosi degli ultimi 15 anni, per quanto riguarda la Sicilia, non Catania, sono qui. Io ti ringrazio se tu pensi. Ma non per qualcosa, perché è la realtà dei fatti. Io ti posso dire una cosa, tu sei l'unico collega mio che quando esce il CD io lo prendo per vedere cosa hai scritto, perché mi piace quello che scrivi. E penso che anche a me cosa. piace quello che tu scrivi. Giusto. Poi a volte ci confrontiamo, nel senso io vi consiglio con te una mia canzone, magari come questa ci confrontiamo. Io ho mandato una canzone, mi metto un bello, certo, è bellissima sia, quella, bellissima. E poi l'hai sempre detto tu l'hai sempre detto quando è stato il fatto di Edi Cernovi. Ah sì, l'hai sempre detto. Questo dobbiamo dirlo perché è importante. La gente da casa magari qualcuno sa, qualcuno, anzi a proposito di gente di casa, salutiamo tutti i nostri amici, i fans, familiari che ci stanno ascoltando da tutte le parti del mondo e quando io devo anche ringraziare un po' Francesco Zerbo. Come no? La racconti tu la storia o la racconto io? No, mi piacerebbe che tu la raccontassi perché allora vi spiego da te è diversamente. Come è nata la situazione. Ho scritto io questa canzone su un cantante che andava a fare successo a Palermo, perché mi è stato detto un giorno, ero a Catania per strada, mi ferma all'epoca un ragazzo, dice senti sai sto intraprendendo, vorrei questa situazione di un cantante che va a Palermo, fa molto successo, la gente, un sacco di casino, vabbè, cosa molto strana perché io non è che subito prendo la penna e scrivo, però sai mi piaceva la tematica, allora ho detto Catania, Palermo, successo su via è venuto, sai quando la penna a 19 scrivo questa canzone che mi fa sempre corsi da Catania tu sono nato ma Palermo già nata sotto c'è sta città a tu ci aspetto da canta gente in d'estate sti quartieri cadere calzuro e poi vai avanti col discorso perché... e niente, l'ho portata a Francesco Zerbo. Francesco Zerbo ha ascoltato questa canzone perché con Francesco siamo stati sempre tanto amici, lo saluto, ciao Ciccio. Ho detto Francesco ho scritto questa canzone, vedi che te ne pare all'epoca il provino in cassetta, lui la mette lì nella macelleria, ascolta, dimmi una cosa, ti secchi se questa canzone gliela faccio fare al mio padrino? Ci ho detto ma con tutto il rispetto, ma chi è tuo padrino? Dice a Gianni Vezzosi. Mi secco, per carità, per me sarebbe un grandissimo piacere. L'indomani ci siamo visti al bar Forzese qui di fronte. Questa è storia. Appena ha letto il testo mi ha abbracciato forte e si è messo a piangere e mi ha detto Fabiani cosa hai scritto? Mi telefono dopo 15 giorni e mi dice Marco senti, siccome tu nella seconda strofa nomini Pagliarelle e Ucciardone e io ho scritto la canzone, per cambiare un po' ci vediamo e mettiamo qualcosa su Santa Rosalia. Allora ci ho detto Gianni ma tu hai scritto un mare di canzoni, tu ti trovi in Puglia, io sono a Catania, mettila tu la seconda strofa, qual è il problema? Sto dicendo una bugia? È tutta verità, è tutta... A 19, è tutta un successo secondo me, giusto? La prima evergreen della mia carriera. Se c'era allora i canali web, questi social,
non esistevano, Certo. non esistevano, ma di tante canzoni, anche le tue, Certo, all'epoca certo. non c'erano. Possiamo dire che oggi forse ogni canzone che scriveva Fabiani, ogni canzone che scriveva qualsiasi autore andava in tendenza. Ma io sono contento, sai, specialmente perché già una grande a 19 colonna a 19 come a 19. ha venduto i dischi, a 19 ha venduto ma i dischi. solo chi ha prodotto quella situazione. Allora è la Sia Musica, la Sì, Sia Sia Musica. Musica. Nel Salutiamo CD, tutto lo nel staff, Franco, nel Salvoloso, tutti CD La quanti. fine del mondo. Certo, dove io ti ho dato pure un altro brano, la Sammici. La Sammici, io Un altro- questo sì, brano, perfetto, questo è vero, album ti è ho vero. scritto 2 canzoni, la Sammici e a 19. Due grandi canzoni che non canto, perché poi è il pubblico che decide Certo, è il qual è la pubblico. più bella. Il successo che poi lo per decide me- il pubblico. Che poi per me d'autore più bella è la Sam. D'autore, se devo dire, La Sam, quella è stata sì. più commerciale, più Sì, ascoltata, sì, è soprattutto in questa grande Palermo che ci segue oggi, stasera ci segue perché Palermo se dice sì, tutto il mondo dice sì, non me ne volete, Bravo. nessuna città, neanche Catania che è la mia città natale, ma se Palermo No, dice Palermo non c'è. tutto il mondo per la dice mamma. sì. Nata vado stato strada, Ma mi faccio sempre corso. A Catania tu sei nato, ma a Palermo ha già cantato. Sotto cielo e sacerdote mi aspetta tanta gente. Mi devi che sei qui per te, canterei canzoni mie. Vai. quando sto cavoceri e tu sei da palazzo che le mie sei state in parlano, pare che per i soldati mi devi che sacerdote. A 19 non si nato sarà, se te si pone sa cerepita, sa quanti poni di strada e di piazza, a piccerino su una mega ma non abito su una se sento vezzosi di piazza papà, ma tu l'amore ma c'è di quarantena, e che si sogna sotto marinara. Una dedica per tutti i carcerati, La dedico per tutti i carcerati. lo so pace alle famiglie, a chi non è venuto, a chi sta malato, reggere per il tuo cuore, Mamma mia. il tuo cuore, il tuo cuore, a 19, a 19. È una grande perché questa è stata, fa parte della mia vita, e guai, Se non la canto. guai, no? Beh, è come me con Piazza Lanza. Non, bravo. non posso fare almeno completa. Che ti dico una cosa, che Piazza Lanza è stato un successo perché proprio alle persone è piaciuto, perché non è mai stata a Nominata 19 nelle canzoni. No, nominata, e soprattutto non è mai stata pubblicizzata come si deve, perché tu lo sai che molti brani sociali, le radio, le tv non te li passano. Sì, perché ci sono dei problemi. Ci sono dei problemi e cose varie, quindi la cosa è stata doppia. Però se noi cantiamo questo, non possiamo. Senti, me la accenni invece questa Piazza Lanza, dai, vabbè, Piazza Lanza. Sì, dai, fammi sto favore, dai. Strofe e ritornello. Dai, ti faccio. dai. La facciamo, raga? Dai, iniziamo. A me piace. Dimmi una cosa, dopo questo, Sì. questa per te sono delle Per me? dediche che devi fare tu. Va bene. Va bene? D'accordo. Un attimo, i ragazzi, facciamo una strofa e un ritornello. Dopo mi devi fare un regalo, Mi devi fare un regalo, tu lo sai. Io sono qua a Una cosa disposizione che ti ho tua. detto. Allora, un attimo che io qua prendo il testo. Ragazzi, ci siamo? Piazza Lanza.
quando si chiude sto cancello sento attorno tutto il cielo che ha perduto tutte cose. Tanto vogliono sfortunato che hanno fatto che la strada senza verità. Una vita che pare assai facile ma poco l'attenta è difficile. Tinta una stanza tutto il giorno, si pensa che sarà, se poi si aspetta solamente. Un giorno che vedo con l'uomo, per vedere a chi ti va bene, penso che tu non sei solo. E poco, parlando all'avvocato, vuoi sapere che tutte novità. Piazza Lanza, tu non sei soltanto una piazza Catania, l'inferno sì che tu sei condanna chi puoi giudicare la legge e chi sbaglia a tu te può fare. Piazza Lanza, si muore e si sanza che sa quando che canta, che sentono con te, perché a notte perché careccerà di un momento più debole, si sente solo. Che penso che tu e figlia e moglie che penso a mamma e a papà, che penso momento quando sta vedendo Piazza Lanza. Allora, Alessio Fiscale, no? Fisicale. Sì, fisicale. Tanto dal piccolo Peppe Junior Ciaramella. Lo ciao salutiamo Peppe, Peppe. Bacio. Ciao Peppe, ciao il cugino. nonno Peppe, che quasi si chiama Peppe. Nonno Peppe, mando un bacione a Peppe Junior, Martina e Marina, La nonna e la nipote, perché hanno tutte e due lo stesso nome, e Alessia, la figlia. È una dedica da Antonio Agrillo per sua moglie ed un bacio ai suoi figli. Rimaniamo sempre in Piazza Lanza perché, ok, come tu ben sai, no? Maestro, però mo fammi sentire qualcosa. Come tu ben sai, c'è stata anche una cosa molto che si associava a questa Piazza Lanza, no? Sì. Che io sfortunatamente o fortunatamente ci sono stato per errore, ma ci sono stato. Certo. Io ho conosciuto molta carnalità, e lì ho scritto questa canzone che oggi un'opera d'arte, conoscono in tutto il mondo, un'opera d'arte, ce la invidiano, certo, la cantano. Io sono orgoglioso di questi, senza giudicare se la cantano bene, se la cantano, non ha importanza, l'importante è cantare quello che tu senti e ti piace. Ok, sono qui che ti ascolto. Grazie per il tuo invito. Sono qui che ti ascolto, onoratissimo. Che ci faccio chiuso qua, non potevi immaginare, sono da ragazzo che stava qua. Cosa ho fatto non lo so, questa è la mia verità, ma non sbaglio per bugia, per fare la sera. Tu che mi vieni a trovare, non hai solo per parlare, voglio dire che non la maglia di manca. Penso a casa, come va, pensavo al fan, a quello che poteva pensare, e mi dormo per suonare la libertà. Non mi rotto, se ci ora verano, se sono un mare che va. Poi là dentro, sai, si pensa sempre a una sola cosa, perché poi si sta bene tra amici, ci aiutiamo uno con l'altro, e io voglio mandare un bacio e una buonanotte a tutte le persone che entrano da casa. Si pensa solo una cosa, ma la dita bene
penso che può prendere vita mia. Io una puttana che non sa cosa fare, chi ha di pazienza quando mi viene a trovare, che ti figli miei non me ne vengono, che guarda in faccia e dico amore, cerchiamo già, dove cazzo io sciupato mai, si sempre bene, non faccio però, che nessuno poteva far capire quanto ti voleva, di dare la baraccia, dico dai, ce la farò. E questa è un po' la storia di quello che è capitato là dentro. Tutto qua. Ognuno si rispetta. Io mando una buonanotte. Una cosa veramente stupenda. Io quando è uscito questo CD ho ascoltato questo brano da brividi. Solo una persona che l'ha potuto vivere poteva scrivere un brano del genere. E poi è un brano così facile, diretto, però pulito, con le parole molto pulito, le parole giuste e veritiere, soprattutto veritiere. Non me ne volete, facciamo anche un elogio allo Stato, perché come no, può succedere che si carità, e chi non ha sbagliato stagli la prima pietra e tutte si fermano. Gesù Cristo, meglio stiamo fermi. Meglio stiamo fermi. Quindi si sbaglia nella vita. Io penso una cosa, un'altra cosa che mi hai detto una volta tu. Tu non hai iniziato subito con le tue canzoni scritte da te. Assolutamente no. Credo che hai iniziato a mettere mano a scrivere tu verso il 2000, 2001, 2002, un po' lì. Fine anni 90. Diciamo che noi, che nel mio discografico, che adesso è nel mondo della verità, Pietro Santorosito, che io non smetterò mai di pensarlo, di ricordarlo e di ringraziare soprattutto lui e tutta la sua famiglia e questo grande marchio che oggi non c'è più per volere, non so, perché la GS Record di una volta che ha dato tanto, a me ha dato tantissimo, voglio dire, per me ha dato tanto, mi ha insegnato molte cose, soprattutto il campo della discografia. Ecco, io penso che nessuno arriverà mai a questa potenza che lui solo poteva avere. Altri tempi. Non esiste proprio tempi. Completamente. Perché queste cose schifate, capito? Che c'è altri tempi, non è che come una volta dice basta, ho finito, ho fatto la mia vita, una grande persona. Sì, non ho iniziato, sai, mi fidavo più del grande Franco Stago, di tutti Gianni Rotto, tutti gli autori, Antonio Gentile, ma tanti autori, Geni Valentino. E tu pensa, io alla prima puntata ho detto questo. Quando noi abbiamo iniziato a scrivere, dovevamo combattere con queste penne. E noi non credevamo a quello che facevano. Erano Casaburi, D'Agostino, erano solo ancora Gianni Luna, Antonio Gentile. E quindi emergere era una cosa molto difficile. Tanto noi siamo riusciti a ritagliarci. Poi il successo forte è arrivato, che poi si è spento lì con Natale. Che salutiamo, Natale Galletta. Come no? Ciao Natale! Che salutiamo caramente, è arrivato con Natale con la signora vestita di nero. Un successo. Il boom è stato ottima presenza. Sì, dicevo questo perché poi si è spenta. Bravissimo, bravo. Si è spenta e io ritornai a lavare le mie macchine con la mia spugna e la mia pelle d'aglio, voglio dire, no? Sì. Poi quando ho iniziato a scrivere una delle prime canzoni la storia di papà, però è lì arrivato il successo. Ottima presenza, certo. Dove racchiudeva la mia anima, lettera a papà, la cultura, il mio amico migliore. Mamma mia. Tante canzoni, poi sono state una dietro l'altra, con Non posso amare te, tante altre cose. Mi ricordo. Cose belle, mio caro, cose molto. Poi è arrivato pure a 19, poi quello che volevi, che poi era, tutti chiamano
quello che volevi, dice sesso. Che non si chiama, era quello che volevi. Che dice sesso, no, non si chiama così, si chiama quello che volevi. È normale, certo. E poi a seguirsi di tante canzoni, abbiamo fatto anche degli errori, attenzione, non le scrivere perché nessuno, capita per carità. Io guardo se si faceva tutto io giusto. guardo Sefororio che io ho scritto anche delle canzoni, voglio dire, certo, anche delle belle canzoni che poi ho voluto rifare perché mi piacevano. Tu ti è capitato di dare una canzone a qualcuno e poi magari la rifai dopo tanti anni? Anche a me, questa sera io farò una canzone che io ho dato, ma quest'anno l'ho messa nel mio repertorio perché attenzione, io ho dato ma ho inciso prima. Io l'ho incisa prima. Però poi l'ho dato perché sai, quella canzone volevo un eco maggiore. Non offendendo il cantante che l'ha interpretato. Ma per carità, il cantante è venuto nella prima puntata, possiamo dire, un grande amico mio, un grande amico tu, che è Gianni Celeste. Il brano è che salutiamo Gianni. Ciao Gianni, un bacio. Gianni, come è stato qui nella prima puntata? Salutiamo caramente Giovanni, la famiglia, però te pensi, il figlio Filippo. Bellissima. Io l'ho incisa nel 2006 nell'album L'odore del mare. E quest'anno l'ho voluta mettere nel repertorio. Non è che hai dato solo questa, voglio dire. È andata l'anima irretita che ti ho preso la mia anima. Sì, eri un po' scopiazzato. Ti ho preso, te lo dico in faccia. Mi hai un po' copiato. Te lo dico in faccia. Però me l'hai detto sì, e questa è la cosa bella. No, perché qualcuno fa finta, dice lo sai, no? Non ci avevo fatto caso. Sono godardi. Perché diamo a Cesare quello che è di Vezzoso e di Fabiani. Senza ombra di dubbio. Cosa fai? Cosa dimmi una cosa. Tu lo sai che mi devi fare questo regalo. Che cosa? Dimmi. Allora, abbiamo la pubblicità e allora dopo la pubblicità, che è la pubblicità è l'anima del commercio. Io dicevo l'anima che ti è viva, però vabbè, l'anima del poi dopo commercio. La pubblicità magari prendiamo qualche telefonatina, se c'è, magari qualcuna. E adesso lo so. sta scoppiando, fallo scoppiare. Noi abbiamo detto che si aprono le telefonate dopo, quindi pubblicità, dopo facciamo un regalo io e il maestro. Ci vediamo dopo, dai. Ok. Spot. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione. Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Lasciati ispirare dalle nostre collezioni, con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a €2,50, azzolo a 90 centesimi, collante H40 Caracol a €19, Special Bond C2TE Index a €10, Super Bio Caracol a €8, Bioflex Caracol a €11, Tradimalt numero 100 a €2,50, Premix N a €2,80, Pellet a partire da €4,50, Termocoppo a €18,50, Termopareti a €12 e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King. Tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King.
King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona. Eccoci qua. Questo slogan è molto bello perché da noi la pubblicità funziona. Quella voce non mi era nuova. Quella voce non mi era nuova. Di Stefano, no, una voce che. Vabbè. E allora. Io sono molto. Io ci sono delle canzoni tue. Io ho sempre non ascoltato. fare cose difficili. No, che io ho ascoltato sempre con molta attenzione. Devi mandare anche gli auguri al figlio di Buglio, Ciccio Buglio, che oggi ha fatto il compleanno. Auguri. Il mio socio. Come no, Ciccio? Cos'è? No, non fare. No. Ti improvviso? No, non puoi fare questo tu. Vai Enrico. Vediamo, Io chiedo scusa ai fan del maestro, io sto improvvisando, Tu non devi chiedere scusa a nessuno. Lasciando un biglietto sul comò, con 4 parole in penna blu, ci leggo la fine di noi due. Tu lasciando la mano dentro me, da che cosa scappi non lo so, qual è la paura che ti fa star male. La fine di noi due. Tu ti sei allontanata, dove sei? Di te mi rimane tutto qua, c'è ancora il profumo qui con me. E sul tavolo ancora in sala c'è la tazza che hai preso col caffè, lasciando le traccia nelle labbra tue. Si sapeva che tutto facevi, non giuro che cuore non è stata da non vada pure là. Si sapeva che era solo capriccio, solo niente la notte di talenti mangiare, l'avesse cacciata. Tutta vita la notte, tu siccome a Pinocchio cuciato, e che le promesse c'era quasi la luna. Troppi geni sono stati, se non hai sbagliato, mi bella, perché mi è passata così. Credeva, a che voce quello non vale, capo mano cannata. Moreva, per la bocca che guarda passava, mi pareva sincera. Questa è la fine di noi due. Ma cosa avevi in testa? Sai che ancora oggi dice mamma non la canti più, mamma mia, c'è una grande canzone, mamma mia, ma poi è difficile anche. Le parole, c'è una parola dove dice ma non mi fa ridere manco più Totò, ma unifichiamo poi in un'altra canzone ancora su Merola, presto voi a vita diventano santa, il santo protettore del cantante. Ma come perché penso che mamma mia che dovrebbe essere, mamma mia, veramente. Com'è sta San Martino usando il protettore dei cornuti? Cioè voglio dire, no, Santa Lucia degli occhi, Santa Mario Merola diventerà il santo protettore di tutti i cantanti. Siete d'accordo? Vero, sono d'accordo. Telefonata? Sì. Prendiamo le 2 telefonate, sennò poi le persone dicono come mai? Pronto? Pronto, buonasera, con chi ho il piacere di parlare? Katia da Quarto. Katia da? Quarto, Napoli. Napoli. Che salutiamo caramente tutta salutiamo, la buonasera Katia. Vorrei fare una dedica per mio marito.
Mi dica, signora. Gianni Vestosi per non fa soffrire. Non ho capito Per nulla. Antonio. Per non te fa soffrire. Ah, è molto richiesta negli ultimi. Sì. Per mio marito Antonio. Ok. E un saluto anche a Ciaramella Peppe d'Antonio. Come? Lo salutiamo a Peppe, come Ciaravella, come? Io dedico questo brano a tutte le persone lontane da casa, poi quando sarà il momento di farlo. Sì. Ok. Grazie e una buona. Grazie a voi. Buonasera signora, grazie a lei. Arrivederci. Buonasera. Arrivederci. Abbiamo un'altra? Il tempo che è giusto. Pronto? Aspetta. A posto. Ce ne sta un'altra, vediamo. Pronto? Pronto? Pronto, buonasera, con chi parliamo? Buonasera. Con Sara da Catania. Sara da Catania. Buonasera signora. Intanto i vostri investimenti che sono 2 maestri. Merci, grazie della parola. Maestri. Grazie signora. Anche grazie. se Sara. Gentilissima. Sara da Catania, sì. Sara. Signora, la possiamo Poi volevo chiedere una cortesia se può essere del maestro Gianni Vestosi, volevo sentire un pezzo il Testardo Cuore. Testardo Cuore. Mamma mia. Che è bellissima, straordinaria. E invece del maestro Marco Fabiani una canzone nuova. Sì? È un momento di crisi. Perfetto, la facciamo signora, l'accontento, con molto piacere. Sono in radio davanti alla TV che vi sto aspettando. Va bene, l'accontentiamo subito signora. Ok. E dico una buonanotte a mio marito e al contato. Ok. Dolcissima. Ti posso passare anche suocera? Sì, signora, come no? Ce la passi. Buona. A chi? Agnoro, la suocera. Pronto? Buonasera Gianni e Marco Fabiani. Buonasera signora, buonasera. Ciao. Allora voglio salutare il mio figlio Cristian Barbato e mi chiedi una canzone la dietro di tutti. Ok signora, va bene. Ok, gli dedichiamo un brano a piacere. Ok. La ringrazio. Buonanotte, buonasera signora. Buonasera. Allora, Giovanni. Quindi dicevi, hai telefonato ancora? Non lo so. Qua se prendevamo il telefono dal primo momento. Visto. Pronto? Sì, pronto. Buonasera. Marco. Buonasera, sono Vanessa. Vanessa, credo che lei abbia chiamato da Messina. Vanessa è una fan affezionata. Ha chiamato anche alla prima puntata, una fan affezionata. Sì, saluto pure Gianni. Buonasera signora. Stefano e Salvo. Stefano mi dica signora. E saluto naturalmente pure mio marito Felice. Come no, beato ci associamo. Beato lui ci associamo. Volevo se Gianni potesse cantare la canzone Sia vita mia. Sia vita mia, te la dammi con tutto caro. Sia vita mia, non basta che mai tu dici. Decido io, che io subito ti scusa. La fede al dito, voglio fare come ti sa. Bella. La parte francese non la faccio perché il francese non lo so masticare molto bene. Bravissimo Gianni, come sempre, le tue canzoni sono tutte spettacolari. Ti ringrazio, la musica è bella se è fatta bene. Senza dubbio. Infatti. Senza dubbio. Marco, tu invece Catenaccio d'amore? Catenaccio d'amore la facciamo, ce l'abbiamo in scaletta, adesso la facciamo. Va bene? La prima volta infatti non ce l'avevi. No, adesso l'abbiamo preparata perché ci sono state molte richieste e l'abbiamo preparata, la facciamo subito. Va bene? Ringrazio. Ok. Io auguro una buonanotte a mio marito. Mando un bacio, gli dico che lo amo tanto. Ci associamo anche noi, signora. Ok. Aspetta un attimo che lo vuole salutare pure mio figlio. Ciao papi, ti voglio bene. Ok. Ciao Marco, ciao Gianni. Ciao piccolo, ciao. Buonasera a tutti. Buonasera. Buonasera, bonsoir. Ciao. E allora Gianni, adesso vorrei ascoltare un brano tuo. Che cosa? E che cosa? Quello che vuoi, sono tutti belli. Sono tutti belli. Mi stavo mettendo d'accordo se nella mia discografia e questo brano è molto richiesto, Pronto fa soffrire, è molto bello. Abbiamo fatto la poi tecnica. Poi abbiamo anche il piacere e l'onore, ci hanno chiamato da Napoli.
Ricordiamo che noi ci troviamo a Catania, nella Sicilia, la gente non lo sa. La gente non lo sa, quindi è un piacere ricevere le telefonate dalla Campania. Fai scherzi? O no? È un onore. Se tante persone non riescono a prendere la linea perché ci sono i fogli indoppati e le linee tutte intasate. Pronto? Pronto? Pappagallo, è a posto? Pronto? Pronto, buonasera. Con chi parlo? Ciao, sono Desiree. Desiree. Da dove chiami? Ciao Marco, ciao Gianni. Buonasera. Siamo da un paese ai piedi dell'Etna. Piedimonte? Lingua glossa. Lingua glossa. Sì. Ma chi caro c'è cantante? Allora, volevo salutare il mio papà Michelangelo. Ci associamo. Volevo chiedere al maestro Gianni se poteva dedicarci la canzone Come Monk. In questo momento è la mia preferita perché appunto descrive la nostra situazione ed è bella davvero, la canzone che canta con Roberta Bella. Vediamo se io non è che poi abbiamo tutto. Certo. Va bene, sì, va bene. Se è possibile ovviamente. Comunque, è possibile? Tu qua sei a casa tua. Io lo dico per la regia, così si prepara. Bravo, perché qua tu puoi fare tu, se vuoi me ne vado e continui tu, non ci sono problemi. Ah sì, l'hai già trovata? Va bene, ok. C'è anche il mio fidanzato che si deve sposare Gianni. È scritto sul felice tu devi fare tutti gli giorni. E questa qua penso che il prosumo questa insieme alla grande Roberta che salutiamo caramente e salutiamo anche tutta la Palermo che ci segue affezionata, bene se la affezionata, ma fa una canzone si chiama affezionatissimamente segue Palermo. Io poi vi faccio anche la pubblicità che il giorno 26 giugno sono al Teatro Vittor Zappalà a Mondello. Tutti i palermitani magari è una cosa bella, ritornano i teatri, è una cosa bella, cosa molto bella. Sì. Buona sapersi, possiamo venire tutti. Ma ancora la signora di prima? Da capo. È ancora la signora di prima, vero? Ok, va bene, ci facciamo questo brano. Una buona serata. Signora, buonasera. Grazie mille, grazie a voi. Per andare a papà e ti auguro una buona notte. A voi. Ok, allora stoppiamo un attimo le telefonate perché adesso dobbiamo cantare, abbiamo avuto le richieste. Quali di tutte? Se la regia è pronta, ragazzi, voi preparate Catenaccio dell'amore, però facciamo un po' strofe e ritornelli perché ci hanno chiesto, quindi mi sto abbronzando, sono un po' bianco, però ci siamo. Un saluto lo voglio mandare a Zinna, un grosso bacio. Come no? Anche a Sebastiano San Filippo. Antonio Sudera, ciao. Come ti stai Pizzeria preparando? Family, dopo mangia la pizza. Come ti stai preparando? Virus permettendo per quest'estate, come si presume? Ma sai bene? che virus permettendo ci sono molte date che purtroppo sono già sfumate. Speriamo che quelle che verranno a me piccolo me ne sono saltate 25, quindi penso un pochettino. No, io non la dico la quantità. Da un anno a questa parte. Non la dico. No, io lo dico perché già sono poche. Quindi... No. Non sono poche. Non è che non sono poche. Contentiamoci di quello che c'è. 25 date non sono poche. Nell'arco naturalmente. Guarda il gruppo come fa, guarda il gruppo, cioè magari mi facevo è anche un fonte di guadagno utile e necessaria. Senza dubbio. Per noi. Senza no? dubbio, senza dubbio. O no? Come no? Ci siamo? Oh. Vai maestro. Vai. A te. Mi manca quella sicurezza di essere più donna. Sai, mi rispecchio in te nel tuo sorriso. Mi manca come si manca su solo coppa terra. Uso le mie situazioni. E ogni parola mia se ne va in funna, se ne va in funna. Mi manchi, sti novanno, ma non sai sognare rita. Non senta, ma non doio che m'accarezza.
facevo tutte le notti per mi da voglio sentire l'odore che sta bella. Mi manchi, non festeggio perché chiuno compleanno. Non ci ho fatto solamente a 18 anni. E volevo che stivo vicino a me. Mi manchi. Ma che lo dice? Sto male quando non si più presente. Ma tu sai che avreste torno. Mi manca che lo piezza più importante. Non sei più importante per me sei tu. Ma manca tu papà che mi viso monna. Mi scritte sono famiglia tu le fatte tutte le ore. E sti parole tu vuoi ma che fanno chiacchiere. Non sai quanto mi fa chiacchiere papà. Mi manca puro sangue da 2 mesi ancora buona. Voglio passare tutti che mi chiamano nonna. Mo che è venuto e fra una poco torna. Mi manchi, sti 9 anni ma non sai sognare. Non senta ma una noia che manca. Facevo tutte le notti per la buonanotte. Voglio sentire l'odore che sta bella. Mi manchi, non festeggio ma che chiuno compleanno. Che sto mi dispiace Non ci ho fatto solamente a 18 ma lì capito mi dare mano a morsi. e volevo che stivo vicino a me. Mi manchi, sto male quando non si più presente. Come sto male senza di figlia mia. Mi manca chi lo piezza più importante. Ma manca tu papà che mi visa una. Così mi fa chiacchiere. Mi manca. E pure tu a papà non sai come mamma mangi. Come così, come così, Papà, come manchi tu. tu mi manchi. Una delle più belle voci palermitane, Bravissima. neomelodiche, Roberta Bella Grande, bravissima. che poi sta lavorando tantissimo. Lei adesso è un momento di locale. Poi hai cucito un brano fatto delle veramente, cose- questo l'hai scritto tu. Sì, l'ho scritto io dedicandolo alla famiglia, che mando anche un bacio a Alessio Palla, suocero. Come no? Un bacione Alessio. Tutta a Mignagno, un nostro bacio. Allora, adesso vorrei accontentare la signora che ha telefonato. Tu devi accontentare. Questo brano è nato in questa stanza. Addirittura. Sai chi mi ha dato la tematica? Ignazio Lo Faro. Oh, che salutiamo caramente, Mi ha Ignazio. detto, dice, tu sai, il mio nome è normale, il mio nome d'arte è Marco Fabiani, il mio nome è Orazio. Sì, Orazio, sì. Orazio, devi scrivere, sta succedendo che gli innamorati mettono un catenaccio e buttano Sì. via. Si usava, Come, sì, sì, ma hai capito? ma Ancora ancora adesso. oggi sì, Ho scritto questo brano, Catenaccio questa dell'amore, cosa che sembra ed è quasi- richiestissimo in tutte sembra le quasi un po' strade. l'inciso. Bravo, io però no, però io l'ho fatta prima, io l'ho fatta nel 2008. Il catenaccio dell'amore. Catenaccio dell'amore. Ascolta questo No, ma brano. lo so io. No, parlavo il titolo, magari non so. Vabbè. Io prendo sempre il testo, Il catenaccio dell'amore. un attimo preciso, così qua. Eccola qua. New York e te Dinda su posa tu mi trovi su una promessa che significava amore, un catenaccio che non si è staccato più, dedicata a Vanessa da Messina, al marito felice.
con gli occhi chiusi solamente una parola, per sempre noi senza dividerci un istante, e quelle chiavi nessuno solo mare può trovare. Adesso sono solo noi due, sai che le tue promesse fanno solo male su bugie. Rimane questo posto ormai deserto senza noi, ma tu chissà tu stai che stai facendo senza me. Il tempo che è passato, il catenaccio sai rimane lì, non si è spezzato, ma non può sapere che sta promessa ormai per lui sta sempre rilegato attorno alla palla che può fare. Dedicata a Vanessa da Messina. Loro lo allacciavano e buttavano le chiavi al in mare, no? Sì. E poi che cosa succedeva? E niente, era una promessa d'amore, però alcune coppie si sono lasciate con questa promessa d'amore. Perché infatti nella storia praticamente, infatti lui nella seconda strofa dice che freddo c'è, è primavera ma stasera sembra inverno, ma guarda un po', casta gli agnelli pure quinto. E qua si parla di autori d'arte. Stanotte pare triste come a me, perché lui pensa a quella storia, il catenaccio, però che doveva essere una promessa di amore eterno, ma invece è finita. È finita lì. Come si suol dire. Allora, tante cose iniziano, tanto ogni cosa ha una fine. ma anche secondo te l'amore non è cambiato negli ultimi tempi? Anzi è peggiorato, secondo me è un po' peggiorato. Oggi, quando eravamo ragazzini, tu lo sei stato prima di me, vabbè, non è che la nostra differenza d'età sia tanto, quando eravamo ragazzini noi questo mi sta offendendo. Sognavamo quando incontravamo una ragazza, ti capitava a te incontravi una ragazza? Sì, ma noi basta che ci guardavano e poi ti capitava che per dire ci uscivi da lì per sbaglio, io e la pensavo sera, che già tu avessi e la sera ascoltavi le canzoni e ti medesimavi in questa mamma, che ci volesse cantare questa canzone. Che tempo, che sardo come noi. Pensavo di cantare, mamma mia, facevo i film, mamma mia, veramente cose che adesso non fanno più. Buona no, ma no, non fanno più. Non c'è più romanticismo. Bravo. Non c'è più l'innamorazione, l'esagerazione, neanche più nel stesso. Bravo. Oggi è finito. Oggi è cambiato un po' tutto. Popcorn ride, ma diciamo che la verità, no? Perché quante volte capita, no, sì, perché non l'abbiamo già fatto, adesso ma ci sfuggiate ancora. Cioè già con la mente si fa l'amore. Tu lo fai l'amore con la mente? Sì, molte volte. Visto dove siamo arrivati? A fare l'amore con la mente. Ma dimmi una cosa, io so che qui tu stasera mi hai portato una grande sorpresa. Ma io stasera ho portato una grande sorpresa, se sorpresa può essere per il pubblico, per te io ti ringrazio. Ma che fai, scherzi? Onestamente l'ho dovuto un po' convincere. Sai, poi lui non sta passando un bel momento, no? Papà, che sta aspettando da solo, c'è l'aria condizionata, meno male, lo sta passando un buon momento. Io lo voglio qua vicino perché come no? Fai questo pezzo con lui, io mi alzo e faccio sedere lui. Io lo faccio, vediamo un po' se avete portato un'asta, adesso io lo siedo qua piano piano. Siedilo qua piano piano così vi papà fate... è giovanotto. Come no? Ecco qua l'asta. Vieni papà, vieni, ecco. Facciamo entrare il papà di Gianni. Intanto dare che capello vai, senza offesa. Buonasera, è un piacere averla qui. È un piacere. Vuoi sederti? Non ce n'è bisogno. Non ce n'è bisogno. Okay. Luca sa, non ce n'è bisogno. Non vuoi sederti. Come stai, papà?
facciamo questa canzone, perché lui dice che forse è l'ultima volta che la cantiamo insieme, perché lui la voluta sempre fare dal vivo questa canzone. No, come dice, sai papà, dobbiamo farla un po' in playback. Io con molta difficoltà cercherò di cantarla insieme a lui. Non c'è il maestro Tuccio Calogero, che salutiamo, l'orchestra è di grande, c'è il figlio che ci aiuterà, vediamo un po' cosa succede. Tu hai una lista di nomi da fare? Devi salutare qualcuno? Non l'hanno preso. Non prendono il canale? Angelo Cavallaro, solo lui. Va bene, però sul web possono vedere. Ok, io le do il mio microfono, va bene? Marco, ma ti rubo solo 2 minuti e mezzo, perché ora c'ha combattere, è facile. Ok, vieni casa settato, lo vedi? Lo vedi che sei seduto? Allora, maestro, grazie maestro. Grazie maestro. Un grosso bacio a tutta la nostra famiglia, a tutti i tuoi amici e a tutte le persone lontane da casa. Un bacio alla famiglia Loreno, un bacio alla famiglia San Filippo. Simone, un grosso bacio e alle comunità soprattutto. Caro papà, lo so già di che io ero da scoprire e tu sei papà, sì papà ma non ti preoccupare, mi faccio rispettare. Catita se sta male, ma te ne che compagno già. Antonio come sta? Va ancora a faticare. E tu caro papà, a dire a forza sopportare. Sto figlio che sta qua, che scorre per mamma. Un figlio va alla pelle, che sa sulla roba. Figlio mio, che piacere mi fa, dopo tanto ti fatto sentire come stai. Mentre leggo sta cagnando mamma, che sti lacrime non sapano per ma che gioia. A quello più non potremmo venire, non ti preoccupare, non tenemmo manca forza di fare quando a strada l'avvocato sorda voluto già, la speranza che ti fa avvicinare, sulla così ci potremmo abbracciare. Papà, si che prezzo che hai a Giava, ma vero giorno che sto con libertà e ti prometto da faticare. Un grosso bacio a Davide Cassia da parte mia, a Domenico Spadaro, ciao Domenicuccio, ciao Peppe Ciarapeglia, un grosso bacio, ciao Lorenzo, ciao padrino mio Lorenzo, un grosso bacio. Ti voglio bene. Io mi voglio assettare a tavola con te, come facevo tutti i santi domenica. Ma mancano tutte queste cose. E cose belle che si possono apprezzare solamente quando si suda speranza. E se è la cosa più bella della vita, papà, che è la cosa che si chiama libertà. Figlio mio, che piacere mi fa, dopo tanto ti faccio sentire come stai. Mentre lei sta cagnando mamma, e se lacrime non sape per ma che gioia. A quello più non potremmo venire, non tenemmo manca forza di fare
quando strada la famiglia Mauro, l'avvocato sotto voluto già, la speranza che ti fa avvicinare, solo così ci potremmo abbracciare. Se che sovranza che ma vero giorno papà, che hai studiato a libertà, e tu più rometto vago a fatica. Io voglio ringraziare il mio papà, adesso lo mando a Nanna perché è già tardi, no? Ti mando a Nanna, noi ci vediamo poi domani mattina quando ci svegliamo, no? E ti devo dire papà, Luca stai venendo, no? Vuoi salutare qualcuno? Io saluto tutti, dello staff, a gente che guarda questa radio, staff, come vuoi chiamare. A tutti è quanti. sempre stato così, anche quando era giovane, non è che è cambiato qualcosa, è sempre sempre quello. Io vabbè ti faccio grazie che mi hai dato il piacere, perché senza di te non la posso cantare, e poi se la canto con un altro dice non è artista come quando la canti con tuo papà. Questo ve lo dicono tutti, va bene? Oggi sei stato molto ma molto professionale, grazie anche Enrico, grazie anche all'orchestra, Grazie. A tutti. Marco Fabiani, vieni, ti ringrazio per questa. Eccoci qua, io ringrazio lei che Massimo Amanti, mi ha esatto. onorato L'accompagnatore, l'accompagnatore. Eccolo qua. A posto, un saluto ai social. Ai social. Noi social. Salutiamo. Social. Sono in diretta, con i telefoni, cose varie. Vedo. È bene oggi essere presenti. Cosa? Siamo in diretta sul canale YouTube della Sia Musica e domani vedrete la replica in diretta sul mio canale YouTube e poi diremo il giorno della replica, no? Me lo dici tu. Lo dico io in seconda serata? E quando? Che fa? Quando la mandiamo la replica? In seconda serata? Vabbè, ve lo dico, che ne so, poi mi mettete d'accordo voi. La mandiamo venerdì sera. Venerdì sera la replica ore? Non mi date a me questa responsabilità. Allora, anche questa canzone, perché hai scommesso tanto su papà che non aveva mai cantato. No, perché è stata una cosa che io dovevo farla con un grande artista, Pino Mauro, che salutiamo. Come no? E io ho detto, ma facciamo il provino, metti la voce e la mando al grande Pino Mauro. Sì. L'ultimo dei grandi, cioè voglio dire, un grande come no, Pino Mauro, no. Mario Trevi sono quelli che sono per carità, mio padre con Mario Trevi. E allora invece poi ho detto quasi io faccio con papà, e così è stata, ed è stato un grande successo, un grande successone, mamma mia. Quell'album di ottima presenza, poi tra l'altro anche questa. Che c'è? Telefonata? Abbiamo telefonato. Dario Fazio, ce l'hai? Dario Fazio, salutiamo caramente. Mi sembra che Dario Fazio è stato qui ospite anche nel tuo programma. No, nel mio programma. Io lo saluto. Tutta la famiglia. È tanto tempo che non lo vedo, ma io lo saluto carinamente. Tutta. Allora, niente, Gianni, adesso faccio un brano io. Sì? Io posso andare a bere un goccio d'acqua? Come no? Io faccio. Vai a bere un goccio d'acqua. Ti dispiace sta cosa? No, non mi dispiace. Io faccio i guaglione. Io se ti lascio il microfono quando mai si guasta e puzza. Ok, va bene, testimone io. Quindi se si spaccia lei è povero. Ok. Allora ragazzi, facciamo una cosa, facciamo una strofa di ritornello Revaglione e poi prepariamo un momento di crisi per la signora che l'aveva chiesto. Va bene? Anzi, facciamo una cosa, perché vabbè, voglio uno strofa e ritornello, vai. Al solito qua prendiamo un po', eccolo qua. Io voglio ringraziare la mia orchestra, che poi mi fate la cortesia prima che finiamo la puntata di inquadrare uno ad uno i ragazzi che sono con me in questa mia splendida avventura, veramente puntata, veramente eccezionale. Ci siamo, raga? Vai!
chiedere da, perché a notte non dormono mai. Si vogliono sta vita moderna, dei quartieri di tutte le città, con l'amici per tutti i locali, non svenire si sa che è normale, e vogliono un coppè motorino, nel SH recente stivali, i vestiti firmati alla moda, i vaciotti di Armani e di NG, con le scarpe firmate dell'oro. Si vogliono sono fatta così, vogliono si guardare su vogliono notte, per strade San Cristoforo non è vero, perché devi così per strada dozzella, pure per la macchina pure a ballare, soltanto si piace e tutto si vogliono, per le strade scure così clandestino, e con mano di macchina si sicura almeno, canzone dedicata a chi voglio piacere. Si vede che natura, si fanno le storie, e poi da mancare di giornata, si fanno papà, si vogliono, tutti i sabati dei discoteche, si divertono insieme agli amici e si beve qualcosa di troppo, ma pensate la vita è guidata, tanti mamma che aspettano a casa come girano un mondo di me, non sorriso che arrivo soltanto quando è bene stanno a casa e giocano, vogliono si guardare su vogliono notte, le strade San Cristoforo non è vero, per devi che stretto per strada dozzella, pure per la macchina pure a ballare, soltanto si piace e tutto si vogliono, per le strade scure così clandestino, e con mano di manco si sicura almeno, canzone dedicata a chi voglio piacere. Si fanno le storie di te, e poi da mancare di giornate che a volte si vogliono, e ne vogliono, ok? Bravo Giovanni. Questo gruppo musicale familiare poi tra l'altro, no? I tuoi figli sono, poi li presentano ad uno, Giuseppe alla tastiera, Giovanni alla batteria e poi Maurizio Randazzo da 25 anni con me al basso. E la new entry, il figlio di un grande Enrico Cologio. A posto, non parla, ecco per sua parte. Tale qua. Ma sai quanto mangia? Tanto non parla che tanto mangia. Pure lui? Non è mai capitato. Una buona forchetta insieme a papà. Ho capito. Adesso sto arrivando, un bacio alla famiglia Pastura anche. Un bacio a Gianni Vezzosi, alla famiglia Baio che sto arrivando. Allora Giovanni, mancano un quarto d'ora. Noi finiamo alle 11. Sì. Io dimmi. Congedo e voglio proprio cantare questa canzone Il principe e la principessa, mamma mia, perché è dedicato a Anna. Anna è la moglie di Tony Barbera, perché poi appena io ti saluto con lui, certo, lo facciamo entrare, certo, lo dedichiamo, mi dispiace, ma la signora è chiamata da Quarzo, da Napoli, per il brano che non abbiamo potuto fare, soffrire. Fagliela così a cappello. Su viva ancora, ce l'abbiamo? L'hanno trovata. Allora è doveroso accontentare.
Salutiamo Anna, la moglie di Tony. Questa sera dice la saluti, non facciate la casa. E mica lo possiamo far lasciare fuori di casa, che fuori di casa non si può stare, no? Ancora c'è freddo. E non si può stare neanche, poi tra l'altro, no? Lockdown, non si può stare. Io ringrazio ieri sera ci siamo sentiti anche, tra l'altro, per vedere un po'. Abbiamo fatto tutto quello che non abbiamo detto ieri, abbiamo strafatto stasera. Sì, è meglio. Perché noi non abbiamo un copione, non abbiamo. Ma quale copione? Andiamo così a vanvera. Quale copione? Ma ti sei dimenticato un percussionista, però hai salutato quando, però percussionista non mi hai salutato. Come? Io adesso prima che finiamo li presento tutti quanti. Il percussionista sai come si chiama? Come? Juanito Pablo. Dov'è? Del Brasile, del Giamaica. Da dove arriva? Pablito. Penso si stasera. Poi c'è l'ha anche scritto sulla maglietta. Pablo. Ah, questo non è. Sì, Pablo. Perché sono le percussioni? Allora, gli piace. Uno nome si adegua il nome gliel'ho messo allo strumento. Gliel'ho messo io. Il nome. Juanito Pablo. Tu o i tuoi figli? No, gliel'ho messo io. Juanito suona con me da circa 15 anni. Dice proprio il nome di percussionista. Allora, Gianni, facciamo, tu quindi devi fare questi due brani. Va bene. Questo è il principe e la principessa. Non lo so cosa sta mandando la regia. Tu non ti fai. Alla signora che ha chiamato prima. Va bene. È tutta la fascia che sappiamo noi. Va bene. Ok. Vai. Via. E questa è una lettera che mi hai mandato tu. Perché non ti rassegni? Io tanto non ci torni più a libertà. E meno male che ti fa sentire, se no per te se volate, che mi fa sempre compagnia, in una lettera stai qua, e non ti stanchi mi passare, compano piezze carte tu, fa finta come insieme a te, tu stesso fa la libertà. In quanto tiene a fare insieme pensare, tu quando non mi abbandona, ma si può sacrificare, ancora c'era che mi vita, e da comincia a cancellare. A rindogare pure a me, perché conosce la verità, non ritorno a te abbracciare. Sono vivendo ma sono morto, io ho regalato ammazzate, a dove mi lasciare bene te. Da sempre un'occhio creatura, mandami una fotografia, ogni anno a casa fanno rosse. La bisogna mamma mia, sta sempre in cuore mio, ma vogliono parlare di bene. E a te che ancora si guagnano, se a notte quando siete sola, si può tornare a sposare. Non si angolo, ti faccio male, ma non me la capo me. Non ti avvamenti, inutilmente mi aspettare. La vita mia si ferma a casa, senza speranza di tornare, a casa non la fa abbracciare. Se mi va bene voglio fare, che storia che mi scorda, io non per me che siete sposare. Solo te mi parole che si cade, riflette che siamo legati, non fai un peccato, sembra persa libertà, non è uno streccio da aggrapare, sono chiamato voglio accettare, ma non per niente fa sciupare, sti giorni solo a me pensare. Sono diventato ma sono morto, io ho regalato l'alzata, ma dopo mi lasciare libertà. Da sempre un'occhio creatura, mandami una fotografia, ogni anno a casa fanno rosse. La bisogna mamma mia, sta sempre in cuore mio, ma vogliono miliardi di bene. E a te che ancora si guagliano, se a notte quando siete solo, si poteva tornare a sposare. Non si angolo, ti faccio male, ma non me lo niega per me. Non ti
hanno promesso di sposare. E per non dimenticare nessuno. E se tu ti ricordi, noi abbiamo fatto anche una bella storia cantata insieme, la storia di due fratelli, di mio compare Gianluca con il fratello Alessandro, e noi l'abbiamo fatta diventare canzone, Il Guerriero. Che grande canzone. Circa... Ma perché non la facciamo? Se ce l'abbiamo la facciamo. Perché ci Vediamo se arriviamo? ce l'abbiamo. Vediamo un po' perché Ce la facciamo? Il Guerriero. Una canzone che è andata benissimo. Ci vogliamo scusare insieme a Marco Fabiani per le telefonate. Quelle che abbiamo potuto passare le abbiamo passate, anzi hanno fatto anche un po' di fatica, poverini, tutti sudati, facendo pochi schifo, però cioè, si sente l'odore, mi sento un brutto odore anche da qua, voglio dire, facendo una doccia, cagato la maglietta. No, perché abbiamo questo brano, poi io devo fare la chiusura così Perfetto. vediamo un pochettino. Quindi aspetta, però tu avevi una saltiamola. Va bene, ok. Tanto penso che con i saluti che abbiamo fatto ad Anna, pensi che lo fai entrare a casa? Sì, lo fai entrare. Anna, se non lo fai entrare, stanno all'hotel, stanno nel B&B, stanno tante strutture dove si può Ce l'hai, dormire Salvuccio? la notte. Il Guerriero. Ce l'abbiamo? Sì. Vai. Ok. Vai. Il Guerriero. Perché no? Ti voglio ringraziare, tu sai perché sei stato c'è un frate, sai con me, e mi sei in un cuore sapere, e figlia mia e moglie ma con te non l'è mancata niente. No, ti prego tu non mi hai ringraziato, è stato assai difficile per me a te sentire un cammino da studiare. 9 anni sono passati e non stai qua. 9 anni sono passati e non stai qua. Un guerriero sei stato per me, che tutte le grazie a Dio, l'amore se non reghe. Guarda via quanto è bella a vedere, come riempie la notte io e te. È stato tutto in da giorno all'improvviso, io mi trovavo a Spagna lontane casa, forse il destino aveva scritto tutte cose, tutta un ratto mi trovavo io salvata. E la notizia è stata un pugnale cuore, ma l'inda capace pensate frate mio. Non ti preoccupare, pensi per figlio tuo, è come se io stessi ancora suo papà. Ti voglio ringraziare per tutte cose, tu mi sei frate e mi sei pure padre. E che ha fatto abbracciare da un poco, ancora non ci credo da stai qua. E cose sono cagnate stiamo qua, e stiamo nata voce tutti e tre, e insieme quanti cose abbiamo fatto. O tempo tanto non ci può mancare, o tempo tanto non ci può mancare. Ma se devo come ci vuole magari con Luca. E ogni cosa ti giuro fra non pare impossibile. E faceva da tanto Milano. Io prima passo sincero, tu mandavi mamma. È stato tutto in da giorno all'improvviso, io mi trovavo a Spagna lontane casa, forse il destino aveva scritto tutte cose, tutta un ratto mi trovavo io salvata. E la notizia è stata un pugnale cuore, ma l'inda capace pensate frate mio. Ma non ti preoccupare, pensi per figlio tuo, è come se io stessi ancora suo papà. Ti voglio ringraziare per tutte cose, tu mi sei frate e mi sei pure padre. E che ha fatto abbracciare da un poco, ancora non ci credo da stai qua. È stato tutto in danno giorno all'improvviso. Io mi trovavo a sbagliare lontano di casa. Forse
Forse perché i due destini stanno scritte tutte cose. Il guerriero, saluto mio compare Gianluca, il fratello Alessandro, il fratello Dario e tutta la sua splendida sembra famiglia. ieri che abbiamo registrato Ti ricordi? questo brano col Stramondo. E io ti ho beccato lo stesso giorno della registrazione, ho fatto pure il video. Ti ricordi? Se no, pensavo quando la macchiappaggio. E te ne sei approfittato. Come me ne sono approfittato io stasera. Conducendomi io stesso qui nella tua ma tu puntata qua sei a casa a tua. Roma fatta ma tanto piacere piacere e chi sta da con Catarisi con tutto e io ti ringrazio perché l'ho capito che l'hai fatto con tutto cuore. Tanta gente mi diceva a me lo so, viene. lo so E tu quando sto fuori mi hai detto grazie perché sei qui. Io ti e io ringrazio. adesso ti rispondo visto che abbiamo finito e ne ringrazio. Facciamo entrare anche a Tony Barbera. Tony, ti voglio rispondere Tony. alla tua domanda. Stasera sono salvo, posso entrare a casa. Stanotte posso tornare a casa. Io ho un grandissimo ringraziamento perché sei stupendo, sei favoloso. Sei Napoli. Vero. Sogno numero 8. Adesso nel ringraziarvi, ringrazio anche e saluto caramente gli artisti con le loro rispettive famiglie che sono ancora qui. Sì, come qua. Si è esibito il nipote del nostro carissimo Pietro amico Mauro, amico Pietro Mauro. Dobbiamo fare una cosa a Siracusa come finisce tutto questo. Tanti auguri perché le tue puntate non sono finite. Sì, Quindi ce ne sono altre due. Ce ne saranno altre due con ospiti che sicuramente saranno grandiosi. Okay. E io ti ringrazio per avermi fatto partecipe in questi 25 anni della tua carriera. Adesso ti rispondo a quella domanda che mi hai detto. Gianni, grazie perché sei venuto. E io non ti ho risposto. Ti rispondo adesso e ti dico sono venuto perché tu te lo Grazie. Io mando un bacio a tutti voi, bene. all'orchestra e scusatemi se magari ci è sfuggito qualcosa. Quello che abbiamo detto con il cuore ed è storia. Ok, grazie. Ciao Gianni, ti voglio bene. Gianni, sì, dammi una mano. Bene. Perché il ti Covid quando vede a me si fa fare il tampone. Dice sta vezzoso, ma ci può un bacio a tutti quanti voi, a Azzurra, alla Sia Musica, a Stefano con la sua rispettiva famiglia, a Popcorn. Poi ti dico perché l'ho messo Popcorn. Ah, gliel'hai messo tu? Sì. All'orchestra un bacio da Gianni Vezzosi e grazie. Grazie a te. Grazie a te. Un grande piacere perché la puntata viene bellissima così perché quando si gioca tra artisti è la cosa. Tony, cosa? Ok, ci siamo? Allora, siamo arrivati anche alla chiusura di questa seconda puntata. Io vorrei presentare uno ad uno, inquadrandoli, i miei musicisti che sono con me in questa avventura. Al djembei Juanito Pablo, vicino a lui alla tastiera mio figlio Peppe Fichiera, alla batteria mio figlio Giovanni Fichiera, alla seconda tastiera Enrico Tuccio, al basso Maurizio Randazzo e il mio compagno di avventura, il mio compagno di viaggio in queste puntate, con grande piacere mio, Tony Barbera. Io vi saluto con questo brano che fa parte del mio repertorio, un pezzo di ritornello e strofa. Questo brano deve dedicarlo ai fratelli Giuffrida. Fratelli Giuffrida, del lavaggio. Sì, del lavaggio. Del lavaggio plebiscito. Lavaggio plebiscito, fratelli Giuffrida, ok. Dedicato... E un saluto anche a Sando Billande. Ok, Sando Billande. Salutiamo a Sando Billande. Ok, facciamo questo brano. Io vi saluto. Anche questa sera sono stato in vostra compagnia. Ci vediamo alla terza puntata, che sarà la penultima. È stato. No, l'ospite poi lo annuncio io a sorpresa. Te lo dico a te. Io ho detto che in queste 4 puntate ci saranno degli ospiti che hanno avuto a che fare per quanto riguarda la mia puntata. Posso semplicemente dire che l'ultima puntata, la 4ª puntata, con me ci sarà anche Stefano Rio, perché
è un artista che ha avuto a che fare anche lui con la mia carriera, perché è stato il primo che ha creduto in me come autore, quindi mi sembra il minimo. Allora, facciamo questo brano, Sciopero d'amore. Buonasera a tutti amici, ci vediamo alla prossima. Vai! Fa male, la donna è come il sale sulla ferita che hai dentro il cuore. La donna poi ti ama, la donna ti dà amore, l'indano che ti regalo bene. Ma se la fa arrabbiare poi una volta in faccia segna e poi scende uno sciopero d'amore. E se le cerchi scuse e fai la parte dello sforzo di perdona, con un bacio che dai e poi rivedi. E come te mi ha letto questa sera, guarda me con l'occhio malizioso cerca te, nascosta nel tuo orgoglio che ti fa fare più bella ancora. E lo sciopero d'amore non lo ricordi più. Che donna sei tu. Alla prossima, ci vediamo alla prossima, andiamo. Con un momento che ci può stare, se lo so può capitare, ma sotto se male verrà. Vorrei essere solo 2 minuti per guardare quel tuo viso. Lo sai che ti conosco e capirei se sei mente non si sincero. Se è solo un momento di riflessione e solo la fine che stanno con TV. Spot. Silenzio tutti! Abbiamo uno spot pubblicitario da farvi sentire. Prestate attenzione! Apre a Santa Maria la Strada a Giarre il discount della piastrella del gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Tutto per l'edilizia, ceramiche, pavimenti, rivestimenti, rubinetteria ed ancora colori, vernici, idraulica, cartongesso, legnami, porti sanitari, vasche idromassaggio, mosaici, muri in pietra, ceramiche, gress levigato, pellet e termoidraulica a prezzi da discount. Adesso potete recarvi presso il gruppo Pippo The King, il re della ceramica. Il discount della piastrella a Santa Maria la Strada, Giarre. Vi aspettiamo! Lasciati ispirare dalle nostre collezioni con svariati colori, dai design classici a quelli moderni, in stile shabby e vintage. Ad accoglierti personale qualificato, pronto a consigliarti e ad aiutarti a realizzare la casa che hai sempre sognato. Con l'apertura del nostro terzo punto vendita, Pippo The King vi offre maggiore assortimento di prodotti con molteplici promozioni imperdibili, come cementi a €2,50, azzolo a 90 centesimi, collante H40 Keracol a €19, Special Bond C2 TE Index a €10, Super Bio Keracol a €8, Bioflex Keracol a €11, Tradimalt numero 100 a €2,50, Premix N a €2,80, pellet a partire da €4,50, Termocoppo a €18,50, Termopareti a €12 e tanto altro. Non perdere l'occasione. Che aspetti?
aspetti? L'offerta è valida fino alla fine del mese. Pippo The King, tutto per l'edilizia. Ceramiche, sanitari, arredo bagno, termoidraulica, porte, legnami, cartongesso e pellet. Scopri tutte le soluzioni e tutte le offerte da Pippo The King, il re della ceramica. Vieni a trovarci a Santa Maria la Strada, via Ruggero I numero 67 e di fronte al numero 70, a 3 punti di Giarre, angolo via Fucini. Da noi trovi qualità, convenienza e professionalità. Pippo The King, il re della ceramica. Sea Musica, produzione di lavori discografici, videoclip, cortometraggi e lungometraggi. Distribuzione fisica e digitale su tutte le piattaforme esistenti: Apple Music, Spotify, Deezer, Pandora, Google Play, Groove, Tidal e Napster, rendendo così disponibili le tue tracce audio anche nelle storie Instagram, Facebook e TikTok. Sea Musica, via Santa Maria di Bethlehem 31, Catania. Telefono 095 093 6741. Sea Musica, dal 1979, un mare di musica. Per la tua pubblicità visita il sito seatv.it, la nostra pagina Facebook Sea TV oppure chiama il 345 8792 083. Perché da noi la tua pubblicità funziona.